Canzoniere Grecanico Salentino, un gruppo che ha ricevuto un premio particolarmente importante intanto. Sì, siamo veramente orgogliosi perché i Songlines Music Awards prima di noi sono andati dei mostri sacri della world music, quindi un grande onore e siamo felicissimi adesso di portare il nostro spettacolo qui da Agrigento. Voi portate in particolare la tradizione grecanico-salentina e la pizzica e taranta. Ci vuole un po' raccontare di questa musica? Sì, la pizzica è una forma di tarantella. La tarantella è la forma coreutico-musicale diffusa in tutto il sud Italia e per noi è diventata adesso anche un simbolo di identità per il Salento, per la Puglia, e quando andiamo in giro per il mondo anche rappresenta in qualche modo l'Italia. È qualcosa di travolgente, la gente si sente partecipe e protagonista e a noi piace condividere questa esperienza. Anche la danza rientra in questo spettacolo? È una parte fondamentale, una forma fatta di musica e danza, sia la danza che noi facciamo sul palco con la nostra ballerina, che poi noi siamo disposti a semicerchio perché idealmente l'altra metà del cerchio è la gente che è parte del nostro spettacolo. E se dovessimo definire un po' la vostra musica, come si potrebbe definirla? È una musica contemporanea ma con radici lunghe secoli.